Pane tradizionale, ma non solo. Nell'isola ci sono professionisti del pane che, a partire dalle ricette classiche, si sono dedicati a sperimentare nuove tecniche, nuovi impasti e nuovi profumi. Tra questi c'è Stefano Pivi, che nel 2017 ha aperto il suo panificio moderno con laboratorio e scuola a Cagliari, in Viale Colombo. Sicuramente l'approccio che ho io all'arte bianca non è quello che deriva dalla tradizione. Sarà che mi sono formato appunto leggendo libri in tutte le lingue, quindi l'approccio che io ho avuto è stato di tipo scientifico, va bene? Quindi non perché si fa così, perché si fa da 100 anni, 200 anni, 300 anni. Ma qual è il vero problema? Che se noi torniamo indietro di 70 anni circa, arriviamo nel periodo più buio e nel periodo in cui è iniziato il decadimento della qualità del pane, non solo in Italia, nel mondo. L'industria ha in qualche modo corrotto il modo di fare il pane. Quindi ogni cosa che arrivava dall'industria, che quindi poteva essere il lievito di birra piuttosto che i miglioratori o gli additivi, eccetera, erano ben visti perché semplificavano la vita di chi faceva il pane. Ma chiaramente la qualità del pane è calata inesorabilmente in tanti anni, farine sempre più raffinate, sempre più aggiunte di cose. Alla fine ci siamo trovati a fine anni 90, nel 2000, con una quantità di intolleranti al glutine o di gente che non mangia più pane o che non lo digerisce più, o questo pane che magari comprato dopo 3 ore diventa già duro, che quindi ti fa perdere anche il gusto di mangiarlo, per questo fenomeno che banalmente è avvenuto. Io, che sono partito invece dal voler fare un pane buono, tutta quella roba lì l'ho saltata a piè pari. Io mi sono agganciato a prima della seconda guerra mondiale, quando ancora il pane veniva fatto con lievito madre e rispettando i tempi, perché poi alla fine è il tempo che rende il pane digeribile, va bene? Neanche il tipo di lievito, bensì il tempo. Quindi se per avere un pane digeribile io ho bisogno di far passare del tempo, e addirittura abbassando le temperature riesco ad allungarlo ancora di più questo tempo, io non devo star lì a guardare il pane che lievita o che cresce o che matura o che chissà cosa succede, faccio altro. Io già quando lavoravo mi facevo l'impasto la sera prima, lo facevo maturare tutta la notte in frigorifero, la mattina lo cuocevo e poi andavo a lavorare. Qui facciamo la stessa cosa, noi lavoriamo di mattina, non si lavora di notte da Happy Bread, si lavora solo di mattina, attacchiamo alle 5 del mattino solo perché dobbiamo fare le cotture di pane e paste per le colazioni, ovviamente per i nostri clienti, alle 7 apriamo. Dopodiché noi iniziamo a impastare il pane che sarà cotto il giorno dopo, ma la mattina prima. Quindi sfrutto il tempo. Qual è la differenza? Che i miei pani sono estremamente digeribili, sono molto saporiti, molto profumati, perché ovviamente nel tempo si sviluppa tutto un bouquet di aromi e di profumi e di gusto che rende il pane unico ed è per quello che piace tanto. Da ragazzino sono sempre stato appassionato di gastronomia. Sono pagato gli studi lavorando nei ristoranti, ho fatto 7 anni di ristorazione, alla fine mi sono laureato, sono diventato ingegnere e giustamente ho fatto l'ingegnere. E ho continuato a perseguire questo hobby seppur lavorando nelle aziende, va bene? Quindi ho fatto un po' di anni in Alenia Aerospazio, divisione spazio a Roma, poi ho fatto 9 anni nel gruppo Saras, nelle aziende di informatica, e 9 anni anche in Tiscali, quindi insomma un bel po', 23 anni circa di aziende. Cucinavo di tutto, preparavo di tutto, lavoravo anche con i fermentati, ogni cosa. L'unica cosa che non facevo era il pane. Fino a che nel 2013 mi sono stufato del pane che trovavo in giro e ho deciso di mettermi a farlo. Ho detto, e che ci vorrà? Ho detto, che ci vorrà fare il pane? Già cucino, faccio, capirai, farò anche il pane. E ho iniziato subito con il lievito madre. Primo pane è venuto benissimo, quindi buona la prima, ho detto basta, è facile, hai visto, quindi lo posso fare. Ovviamente il secondo, il terzo, il quarto mi sono venuti una schifezza, quindi era proprio la fortuna del principiante. Ho capito che forse dovevo mettermi a studiare se veramente volevo fare il pane.
Alla fine, guarda che ti riguardo, ho trovato un corso per professionisti a Barcellona, intensivo, di una settimana. E quindi mi sono fatto sto corso qui, interessantissimo, mi si è aperto un mondo. Nel 2016 ero come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Di giorno ero l'ingegner Pibi e di sera ero Mr. P. Bread. Non sapevo, la mia identità stava iniziando a vacillare. Nel frattempo avevo compiuto 50 anni e ho detto qua ho la palla spaccata, che facciamo? E quindi niente, mi sono dimesso con un pizzico di follia, diciamo, e niente, perché non si possono fare due cose bene insieme. Oggi mi occupo di ricerca e sviluppo e basta. Ho 11 dipendenti che sono bravissimi, autonomi, ho una squadra in laboratorio, una squadra alle colazioni, una al pranzo e una alla cena. Io faccio sviluppo commerciale, faccio l'imprenditore, penso alle nuove ricette, le sperimento, se funzionano le mettiamo in produzione, se no si ritorna in progettazione. Durante il periodo dei panettoni entro anche in laboratorio perché è un periodo impegnativo, insomma così. Di pane non si vive. Il consumo pro capite è calato, mentre la spesa pro capite è salita. Cosa significa? Che le abitudini dei consumatori sono cambiate, ne mangiano meno, lo vogliono più buono. Ma se tu ne vendi poco, se costa poco vabbè, lasciamo perdere, è già chiuso. Se costa molto, lo stesso. Comunque hai un problema. Mentre quello che vuole sempre di più il cliente è sì portarsi a casa un po' di pane, ma vuole consumarlo sul posto, vuole fare colazione nel frattempo, vuole sedersi, vuole mangiare un crostino, vuole mangiarsi un pezzo di focaccia. Io cercavo proprio un posto dove mettere dentro tutto. Ok, io ho passato, mi sono dimesso nel 2016, ho passato 5 mesi a cercare un locale adatto a fare questo tipo di lavoro, un locale grande, perché piccolo significa che tu fai il panettiere e poi hai qualcuno al banco che vende, quindi tu lavori la notte e chi sta al banco lavora di giorno, non hai posto per stoccare. E diventa veramente poi diventa la tua prigione, la tua passione diventa la tua prigione, ok? E poi ti disamori di tutto, è un disastro. Mentre, proprio ragionando sulla carta anche, mettendo dentro tutto quello che, in questo caso che mi piace, ok? E quindi dalle colazioni alle pizze, al pane, insomma tutto quello che è arte bianca, appunto ai panettoni, e distribuendolo in un locale abbastanza grande offri quel tipo di servizio che la gente oggi sempre più ricerca. Certamente nel nord Europa è la prassi e poi ci mettiamo il nostro, è chiaro. Capiamo come vanno le cose e poi interpretiamole al meglio. Le interpretiamo e le facciamo nostre e quindi il nostro progetto sarà sempre e comunque unico. Da P-Bread, pani, pizze e altri prodotti lievitati da forno sono creati artigianalmente, con un'attenzione particolare per le materie prime. I procedimenti, le temperature d'impasto, la lievitazione e la cottura. Una cura tanto speciale che Gambero Rosso ha inserito P-Bread nell'ultima guida Pane e Panettieri d'Italia. Intanto certamente i riconoscimenti fanno molto piacere, tanto più perché arrivano a P-Bread Natural Bakery e al sottoscritto dopo 2 anni e mezzo di attività, anzi sono arrivati anche prima, no? E questo dice ma com'è che c'è gente che fa il pane dal 1900 e ancora un po' nessuno lo conosce, questo arriva, ingegnere, faceva tutt'altro nella vita, si mette a fare il pane, boom, subito riconoscimenti, premi, il Gambero Rosso di sicuro è il secondo anno di fila che ci dà i 3 pani. Siamo tra i 15 panifici di ricerca in tutta Italia, quindi insomma così. Intanto perché noi? Cioè perché noi applichiamo delle tecniche modernissime e con cognizione di causa, quindi con tanto studio dietro, tanta scienza. Il pane è molto romantico ma è veramente scienza, ok? E la applichiamo a quello che era, no? L'idea della tradizione, quindi facciamo meglio quello che facevano un tempo i nostri bisnonni, neanche i nonni, i bisnonni ancora prima, capito? Che loro lo facevano perché si faceva così, ma gli usciva molto bene, no? Noi oggi abbiamo la tecnologia, sappiamo cosa succede dentro un impasto, no? Sappiamo tutto quello che succede, tutti i fenomeni chimici, fisici, biologici, quindi abbiamo
degli strumenti enormi, e quindi ecco che chi li applica va subito, viene notato subito, soprattutto dalle testate e dagli organi che si occupano proprio di verificare qual è l'andamento del livello gastronomico in giro per il mondo.